C'è un filo prezioso che lega la festa di San Marco il 25 aprile al Dies Natalis di Venezia, un mese prima, il 25 marzo, data in cui la leggenda fa risalire la fondazione della città e la realizzazione dei presepi e delle natività che invece accompagnano tradizionalmente tutto il mese di dicembre. Lo ha raccontato l'Associazione Culturale Mostra Lido, che ha organizzato un pomeriggio di festa con gli alunni dell'Istituto Scolastico Comprensivo Franca Ongaro ad indirizzo musicale del Lido e Palestrina. Il concerto e la conclusione della mostra fotografica dei presepi di Natale 2024 è stata aperta dall'esecuzione degli alunni della quarta C della scuola elementare Gabelli dell'inno alla gioia, sia in italiano che in lingua slovena. Gioia, figlia della luce, dea dei carni, dea dei fiori. Il concerto è poi proseguito con alcuni altri brani eseguiti sia al pianoforte che al flauto degli alunni dell'istituto scolastico. L'Associazione Culturale Mostra Lido, presieduta da Luca Prader, affiancato da Francesco Mario De Ghia, Giorgio Vianello e Giorgio Molini, con la collaborazione del Comune nell'ambito del programma Le Città in Festa e della Municipalità del Lido e Palestrina, ha voluto così ricordare l'importanza del senso di comunità. Sono giunti veramente una miriade di fotografie, più di 120 partecipanti da tutta Italia. La classe della quarta C primaria hanno cantato veramente uno spettacolo, l'inno alla gioia, sia in italiano che in sloveno, come gemellaggio della città di Nova Gorizia, che sarà la capitale europea, non la capitale della cultura europea. Tra i presenti alla manifestazione anche l'assessore comunale Venturini. Oltre a tutti i musicisti e coristi e ai partecipanti della mostra fotografica sono stati premiati alcuni personaggi simbolo del mondo culturale e imprenditoriale. Premiati con un leone d'argento il giornalista e artista Ferruccio Gard e l'imprenditore Emiliano Biracu. Il Lido è un'isola con una forte identità che va valorizzata, va preservata, va raccontata e soprattutto va raccontata la sua comunità, fatta di persone e fatta anche di bambini.